KO Girese. E niente, grazie a DePro1235 per aver consigliato l'auto Mercedes AMG, sta anche questa è bella. Invece lavorante della polizia a caso. Interiori tutti a posto, tutti clean. E niente, vediamo come va. Veneto a Tokyo, parte 4. Yes. E niente, lo scorso episodio è andato, bene, meglio del previsto. 1 out of 10 su YouTube, ci sta. E niente, sono contento. Fatemi sapere che auto vi piacciono. Come vi ho spiegato, io prendo consigli, ditemi l'auto e io la guido. Dai, sì. Allora stavolta andiamo qua, che l'altra volta siamo andati dritti. Questa Mercedes è semi-automatica, quindi alla frizione automatica. Noi cambiamo col paddle shifter. Cic, sì. Dai. E niente. Wow, il trip, mamma mia, sta steering qua. Col meteo ho messo leggermente nuvoloso. Ah sì, il bello di questa Mercedes è che oltre i 100 qualcosa orari, se vedete bene, si alza lo spoiler. C'è lo spoiler dietro a comparsa, è una figata. Tipo adesso, ecco, visto? Boom! E alcune auto lo fanno, tra cui questa e alcune Porsche. Alcune Porsche dopo un po'. Sì, slow down. Aspetta, sono bloccati i freni, impossibile. ABS. Stavolta prendiamo una strada un po' diversa. Andiamo nella C1, tanto cambia un po' visuale. Andiamo... Guarda. E niente, stavolta andiamo nella C1, facciamo un loop, poi torniamo ai pit. Vediamo, aspetta, andiamo a sinistra, dai. Che la C1 si può fare sia da destra che da sinistra. Io stavolta la faccio da sinistra. Facciamo il giro, torniamo ai pit. Type C. E niente, comunque sì, dai, divertente. Come vi ho detto nello scorso, tanto là c'è la Tokyo Tower là, bella. È la Tokyo Tower che è anche nel mio titolo. Tokyo Tower! Eccola là, è quella che è nel mio titolo anche, sì. Tokyo Tower. Frena. Aspetta, ma i freni si bloccano, strano. Stato qua, in teoria, deve avere ABS. Mercedes SLS AMG. Mercedes SLS AMG. Curva anche qua, curva. Poi curva mi sembra che in polacco è un insulto, però dite un po' diverso. Yes, allora cambio un po' POV. Adesso per un po' vi metto nel passeggero della Mercedes. Passeggero easy. Ecco, quindi ora chi guarda è un passeggero della Mercedes SLS AMG. Aia, niente, lascio un po' questo po' qua, dopo lo cambio. E niente, voi come state? Tutto a posto? Anche se non è live, dico come state, ma non è live qui. Come state? Tutto a posto? Tutto bene? Io, curva! Vi tolgo un attimo dal passeggero, altrimenti. Sta visuale alternativa. Adesso stiamo verso la fine del loop della C1. Anche sta visuale qua non è male comunque. È quella con F6 alternativa, ma ci sta. Oh, ma anche sta Mercedes c'ha un bel suono. Quest'auto è un'auto di Kunos del gioco, non è DLC eccetera. Però Kunos veramente fa delle belle auto. Adios, fa delle belle auto. Adesso aspetta, per tornare ai pit dobbiamo andare a destra. Sì. In teoria se continuiamo adesso torniamo ai pit da dove siamo partiti. Bella sta parte qua, guarda che trip con queste righe qua, queste zebra. Dai, sì. Tanto io sento il volante che vibra perché dà anche il feedback della strada, quindi se vai tipo su delle buche senti tipo però sì, ci sta ragazzi. Io mi diverto a fare questi video, non sono pianificati, a parte la scelta dell'auto, sono video che non sono pianificati. Io scelgo l'auto, entro, registro e vado col flow, vedo cosa succede e niente, tranquillo, guido. Le taxi. Adesso con i freni mi sto già abituando sinceramente ai TLCM. Riesco a modulare meglio il freno adesso. Come sempre l'input è in basso. Intanto ho sbagliato uscita, quindi mi sa che non torniamo ai pit. Però vabbè, è una mappa grande ragazzi, vi dico. Mi sembra che sono più di 100 km di autostrade di Tokyo. Ci sta ragazzi. C'è una parte bella che si chiama Shibuya, che ha tipo i negozi eccetera, è una parte della mappa, è bella quella, magari dopo con un'altra macchina.
Ah, siamo tornati nella Talk Tower. What the fuck? Abbiamo fatto un loop, siamo tornati indietro. Come per lo scorso video, scrivete pure sotto nei commenti. Vabbè, come dicevo, scrivete pure sotto nei commenti che auto volete, BMW M4, Toyota AE86, quella che c'è su Initial D c'è, l'auto di Takumi c'è, Takumi c'è, JDM, europee, Lamborghini, che è europea, americane. What the fuck? No! No! Oh, what in the... What? La cosa non è mai successa. Cioè si è... What the fuck? Un po' strano, ma andiamo avanti. I freni di quest'auto non mi piacciono molto. If I'm being honest, bella per The Pro 1235 che ha consigliato l'auto. Ecco, fate come The Pro, scrivete sotto, iscrivetevi se non volete perdervi video. Ecco, l'auto è sparita. Iscrivetevi se non volete perdere video su Assetto Corsa E niente, adesso come al solito trovo un posto per accostare. Vediamo, ok, accostiamo qua, mettiamo neutrale, 4 frecce. Boom, buone. Niente, questa era parte 4 di Veneto a Tokyo. Io fermi. Vi lascio i social sopra, se volete seguirmi su Instagram, vi consiglio, ci sono video divertenti, la pagina aperta e pubblica. E niente, scrivete sotto nei commenti l'auto che volete vedere. A me piace fare questi video, mi diverto, è tranquillo, è chill. Type C. E niente, ciao. Play the outro. Bye. Digga. This is Raven Beats.